Con il tuo volto guardato nello specchio, certo che sei senza peccati, non vedi altro che te stesso. Ma se tu ti confrontassi con la santità del Signore, se tu ti confrontassi davvero con quello che nel Vangelo il Signore ti dice, quando ti avverte che la tua vocazione è essere santo, come è santo tuo Padre che è nei cieli. Vorrei che queste cose trovassimo il tempo di pensarle, perché ogni faticosa introspezione spesso dentro di noi non soltanto non è evangelica, ma talvolta è molto dannosa. La tentazione di misurarsi l'uno sull'altro o di guardarsi nello specchio è ricorrente, ma a mio parere è dannosissima. Perché noi siamo maestri nel nascondere le nostre piaghe. Siamo capacissimi di far vedere il bello che non c'è, ma se io non mi confronto con il modello della mia vita che è il Signore Gesù, con la sua santità, con l'immenso amore che ha per me, io rischio di non capire niente del suo perdono. Chi non ha fatto esperienza dell'amore infinito di Dio, della sua misericordia, è difficilissimo che conosca la misericordia verso gli altri. Vi ricordate il testo di Galati di stamattina? Non sono più io che vivo, è Cristo che vive in me. E se Gesù è il sacramento vivo della misericordia di Dio, io posso nei vostri confronti non vivere la stessa misericordia? Posso domandarvelo. Ma noi la conosciamo questa esperienza di misericordia? Di perdono davvero? Lo conosciamo? No, non lo so. Non lo so. Perché tanta fatica nel sacramento della penitenza? Perché forse ci dimentichiamo di un valore fondamentale, cioè, mi spiego, il sacramento della penitenza vale nella prospettiva del dopo. Mi spiego subito. Quando uno viene a casa dall'ospedale, com'è che misurate se l'ospedale e le cure sono state efficaci? Se lo vedeste crescere nella salute, no? Va bene, attraverso la convalescenza, però nella salute. Se non cresce nella salute voi dite, no, qui l'ospedale ha fallito. Quando è che io vedo l'efficacia della penitenza ricevuta? Quando tornando a casa chi vede vivere me dice, quello lì è un altro. Quello lì non è più quello di prima. Io avevo con me un superiore in Africa, il mio parroco. Era un santo uomo, veramente un santo uomo. Io le avrei baciato i piedi tutti i giorni. Lui voleva confessarsi tutte le sere. Gli dicevo, padre, ma come fa a confessarsi tutte le sere? E lui mi guardava e mi diceva, io ero pretino appena fatto, ero appena andato giù. Mi guardava e mi diceva, tu quante volte te lavi le mani prima di sederti a tavola? Sempre. Io tutte le sere mi lavo le mani nel sangue del Signore per le mie infedeltà di oggi. Certo, mica c'erano i peccati col P maiuscolo, no, ma c'era quella polvere quotidiana che faceva sì che le mani non fossero pulite del tutto, che il cuore non fosse sgombro del tutto. C'era quella tensione interiore verso la santità che non accettava i compromessi, gli equivoci, i sotterfugi. Voleva la limpidezza. Adesso io non dico che voi dovete confessarvi tutti i giorni, però
pensarci. Cioè il cuore nuovo lo si vede quando si esce dal confessionale. Lì si misura se davvero il Signore ci ha cambiato il cuore. E se il cuore non diventa misericordioso, vuol dire che l'efficacia del sacramento è rimasta in bilico. Se io non manifesto la novità del cuore, che non è la novità del comportamento solo, è la novità delle ragioni del volersi bene. Io non ti chiedo perdono perché ho l'animo buono, io non ti chiedo perdono perché sono una persona delicata, io non ti domando perdono per politica, ti chiedo perdono perché mi rendo conto che offendendo te ho offeso il cuore del Padre nostro che è nei cieli. Io quel perdono che ti chiedo è il perdono che ti offro. Non si può chiedere perdono agli altri senza offrirlo per primi. Non si può. E non si va lontani. Perché la nostra ipocrisia in questo campo è maestra. Io ti perdono, però io non dimentico. Io ti perdono, però ho ragione io. Io ti perdono, non parliamone più. Però di fatto il rancore mi resta tutto in fondo. Io mi chiedo che perdono è. E guardate che in questo campo non c'è nessuno di noi, nessuno che con onestà dica io lì non c'entro. Ci siamo dentro tutti. In un modo o nell'altro ci siamo dentro tutti. Ed è questo che a mio parere intacca in profondità le relazioni fra di noi. Se io non mi sento la telefonata di un'ora fa, sta morendo una persona a me molto cara a Brescia, 90 anni, una persona che mi ha aiutato tanto quando io ero parroco, e mi telefona sua moglie e mi dice: io non so se mio marito arriva stasera. E ho detto: perché lo dici a me? Io lo dico a lei, padre, perché io devo andare a inginocchiarmi vicino a quel letto e chiedergli perdono per tutto l'amore che non gli ho dato. Adesso mi accorgo quanti vuoti fra me e lui in questi 63 anni di matrimonio, quanti vuoti fra me e lui. Non posso più riempirli. Vedete, nessuno di noi, nessuno, può vantare dei diritti davanti a Dio, nessuno. Se non a un patto, se noi dimostriamo le nostre piaghe, noi abbiamo il diritto alla sua medicina, perché lui si è presentato così come il medico che cura le anime. Da qui nasce una conclusione semplice, ma maledettamente difficile da vivere. Per me è una conclusione obbligata, cioè la legge che regola i nostri rapporti